sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia. Kliem sabiħ mill-Papa Frangisku dwar iż-żewġ qaddisin ġodda li kienu kanonizzati nhar il-Ħadd filgħodu. Fl-omelija tiegħu il-Papa Frangisku rrefera l-Papa Ġwanni 23 bħala l-Papa li jinfetaħ l-Ispirtu Qaddis, hekk kif kien raju servient gwidat tajjeb minn dan l-istess Spirtu. Dan għamlu permezz tal-Konċilju Vatikan it-tieni li laqqa tul il-papat tiegħu. Lill-Papa Ġwanni Pawlu II, Papa Frangisku ddeskrivih bħala l-Papa tal-Familja, titlu li l-Papa Ġwanni Pawlu II xtaq illi jġorr. Così lui stesso una volta disse che avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal cielo lui accompagna e sostiene. Il-Papa Frangisku tkellem dwar l-importanza ta' dan kollu fid-dawl li ser ikun qiegħed isir is-Sinodu tal-Familja. Qal li jixtieq li dawn iż-żewġ qaddisin iħarsu lill-Knisja ħalli f'dawn is-sentejn li ġejjin il-Knisja tinfetaħ għall-Ispirtu Qaddis f'dan is-servizz pastorali għall-familja.